Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. La discarica di Lentini ha chiuso, i rifiuti di mezza Sicilia ingombreranno città e paesi fino a quando non si potrà trasferire all'estero in nave i carichi di spazzatura. Non ci stanno i sindaci dei 200 comuni coinvolti e la regione diffida la Sicula Trasporti che gestisce la discarica. 6 arresti per mafia, a Camporeale, smantellata l'organizzazione di Cosa Nostra che fino a ieri controllava anche dal carcere terreni e bestiame, risolveva controversie e disponeva il recupero dei crediti nelle campagne del Palermitano. Catania è arrivata la terza condanna per lo stupro di gruppo della tredicenne alla Villa Bellini. 7 anni e 4 mesi a un minorenne giudicato con rito abbreviato. Sempre a Catania in prognosi riservata, il vigile che ha avuto un infarto mentre era circondato dagli automobilisti cui aveva preso multe per il parcheggio in doppia fila. Il sindaco trentino: si rispettino le regole, i cittadini, non basta fare verbali perché la legalità si affermi. Troppa gente sull'Etna a guardare la lava ignorando i pericoli. Anche la notte scorsa numerosi gli interventi di soccorso. Nelle ultime ore, per fortuna, la brutta giornata ha imposto una frenata. Assemblea dei dipendenti all'Eni Versalis, l'azienda che ha avviato un processo di riconversione. Migliaia i posti a rischio, a Ragusa impianti già fermi, a breve anche a Priolo. Gigi D'Alessio oggi a Palermo per presentare la data siciliana del suo Gigi and Friends. Alla Favorita il 20 giugno una magica notte di musica per offrire cure e assistenza ai bambini con malattie rare. Calcio, penalizzazioni in arrivo per il Messina. Il club non avrebbe rispettato le scadenze di alcuni oneri amministrativi. Turris e Taranto evitano in extremis l'esclusione dal campionato, ma la classifica sarà rivoluzionata. Bentrovati, chiusa dunque la discarica di Lentini, per 200 comuni siciliani si avvicina allo spettro di una nuova emergenza rifiuti e non ci stanno i sindaci, dicono siamo sotto il ricatto di queste discariche e la regione diffida la Sicula Trasporti che gestisce l'impianto. Giusy Lazzara. Un incubo che torna per 200 comuni siciliani. La discarica privata di Lentini ha chiuso oggi i cancelli, non facendo entrare i camion con la spazzatura. Nel breve comunicato della Sicula Trasporti che gestisce l'impianto di raccolta si legge che non si potrà conferire fino a quando non arriverà la nave per il trasporto delle ecoballe stoccate ad Augusta. L'arrivo non avverrà prima di giovedì, scrive Sicula Trasporti, che fino ad allora non aprirà la discarica. Si riaccende così la questione rifiuti che grava soprattutto sulla raccolta porta a porta e sui cittadini che pagano la tassa della spazzatura più alta d'Italia, non ricevendo un servizio adeguato. Non ci stanno neanche i sindaci che lamentano da sempre una gestione fallimentare. Non possiamo essere sotto ricatto della discarica Sicula che al primo malessere chiude le porte e quindi un po' comunica ai sindaci fate voi, arrangiatevi. Non va bene, siamo al fianco del governo regionale per la risoluzione in brevissimo tempo del problema. E non si è fatta attendere la risposta della Regione, che ha inviato una diffida alla Sicula Trasporti per attivare al più presto le operazioni di trasferimento dei rifiuti. Intanto anche il sindaco di Acireale, Barbagallo, che ha tutti i mezzi già pieni, non potrà garantire la raccolta dei rifiuti nelle prossime ore. Il problema c'è, persiste, che è quello che stiamo continuando a inviare rifiuti fuori dalla Sicilia con tutte le difficoltà anche dal punto di vista economico per i nostri concittadini. Resta anche il disservizio e il disagio per gli utenti. Colpo dei carabinieri alla mafia rurale della provincia di Palermo che controllava terreni e bestiame, risolveva controversie e disponeva il recupero dei crediti, tutto sotto il controllo dei capi di Cosa Nostra a Camporeale che continuavano a gestire gli affari anche dal carcere. 6 ordinanze di custodia. Manlio Viola.
I boss continuavano a comandare anche dal carcere. Per l'ennesima volta un'indagine di mafia conferma che i capimandamento detenuti riescono a mantenere il controllo sulle famiglie mafiose. Ad essere colpita stavolta in un'inchiesta della direzione distrettuale antimafia è stata la famiglia mafiosa di Camporreale, in provincia di Palermo. Utilizzando affiliati e familiari, i boss avrebbero gestito gli affari. L'influenza si sarebbe manifestata anche nella compravendita di bestiame come bovini e ovini destinati al macello. A stabilire il prezzo erano sempre i capimafia detenuti. Inoltre l'indagine ha permesso ai carabinieri di ricostruire compravendite di terreni autorizzati dall'organizzazione e il sistema di recupero crediti gestito dai picciotti. Al culmine dell'inchiesta le porte del carcere si sono aperte per 6 persone ritenute responsabili del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. Gli indagati avrebbero esercitato anche una considerevole pressione, un potere di controllo nella gestione dei fondi agricoli dell'area camporrealese, autorizzando oppure negando l'utilizzo di terreni per il pascolo. L'indagine ha inoltre documentato come un dipendente comunale avrebbe attestato falsamente il puntuale assolvimento da parte di 2 appartenenti alla famiglia mafiosa locale degli obblighi derivanti dalla messa alla prova, che permettevano dunque di stare fuori dal carcere. Catania è arrivata la terza condanna per lo stupro di gruppo della tredicenne alla Villa Bellini un anno fa. 7 anni e 4 mesi a un minorenne giudicato con rito abbreviato. Simona Mazzone. 7 anni e 4 mesi per la violenza sessuale di gruppo consumata alla Villa Bellini il 30 gennaio dello scorso anno e la pena inflitta dal Tribunale per i minorenni al secondo stupratore della ragazzina di 13 anni, abusata da 2 giovani di nazionalità egiziana dentro i bagni del giardino pubblico, mentre altri 5 filmavano e bloccavano l'allora fidanzato di lei 17enne per non farlo reagire. Il minore, giudicato con rito abbreviato, assistito dai suoi legali, ha ammesso di aver abusato della giovane, ma sulle sue dichiarazioni esplicitate in quella circostanza probabilmente la difesa punterà per impugnare il provvedimento. Per lo stupro della tredicenne è già stato condannato l'altro autore effettivo, un maggiorenne, mentre per gli altri 4 il processo è in corso. Infine il secondo minorenne, che avrebbe partecipato ma non violentato la ragazza, è già stato condannato dal tribunale di competenza. Palermo, il TAR ha respinto il ricorso del docente di medicina accusato di aver rivolto espressioni sessiste e molestie verbali ad alcune specializzanti del Policlinico. La sanzione di 1 mese di sospensione dal lavoro senza stipendio era già stata convalidata dal Consiglio di amministrazione dell'Ateneo un anno fa dopo un'indagine interna dell'università finita in procura perché si trattava, testualmente si legge, di atteggiamenti gravissimi. A Bagheria c'è sconcerto per la morte dell'uomo di 84 anni sbranato dai cani corso. Al momento per il proprietario degli animali solo una multa per non avere dotato di microchip i cani, ma la sua posizione potrebbe aggravarsi. Marco Gullà. C'è ancora sgomento, incredulità sulla morte di Salvatore Maggiore, l'uomo di 84 anni che sarebbe stato sbranato da 3 cani corso in contrada Amalfitano a Bagheria. La posizione del proprietario è al vaglio degli inquirenti della procura di Termini Imerese. L'uomo è già stato sanzionato per non avere dotato di microchip i suoi cani. La sua posizione potrebbe però cambiare notevolmente se l'autopsia disposta dalla procura termitana accertasse realmente che Maggiore è stato ferocemente ucciso dai molossi. Perché c'era il buco nella recinzione della villa che ha permesso ai cani di uscire? Perché il proprietario dei cani non ha provveduto, essendo comunque consapevole dell'aggressività dei suoi animali? Domande su cui gli inquirenti stanno lavorando. Dalla prima ricognizione del medico legale non è stato possibile stabilire con certezza se gli animali abbiano ucciso l'anziano sbranandolo o se l'uomo era già morto quando si sono accaniti su di lui. I cani sono stati comunque sequestrati e affidati ad un canile di Sambuca di Sicilia. Sul luogo della tragedia c'è incredulità per quello che è successo. La figlia, che ha ritrovato il padre mutilato e morto a terra, è ancora sotto shock. Siamo usciti per 15 anni assieme con i camper. I miei figli lo chiamavano il nonno dei camper. Un esemplare, un uomo di cuore, un uomo... Di solito guardava le olive, Batta veniva a guardare le olive, quello che c'era da fare, lui era contento così. La passione per le olive, per l'olio.
Siracusa è ricoverato in gravi condizioni un operaio di 56 anni, vittima ieri pomeriggio di un incidente sul lavoro. Era a bordo di un muletto impegnato in un'azienda agricola nella zona sud di Siracusa quando, per cause da accertare, il mezzo si è ribaltato. È il terzo incidente sul lavoro a Siracusa nelle ultime 2 settimane. Catania, in prognosi riservata, il vigile che ieri sera si è accasciato, colto da infarto in via Gabriele D'Annunzio, mentre parlava animatamente con alcuni cittadini, intanto che la sua pattuglia elevava multe alle auto in doppia fila. I testimoni non hanno dubbi, nessuna aggressione. Simona Mazzone. Sono circa le 18:45 di un pomeriggio come tanti. Questa è via Gabriele D'Annunzio, a pochi metri dall'incrocio con via Dalmazia. L'auto dei vigili urbani si ferma proprio in questo punto. Sono 3 e scendono dalla macchina. L'intenzione è quella di multare gli automobilisti indisciplinati. Alcuni residenti e commercianti guardano la scena, poi uno sparuto gruppetto chiede spiegazioni. Hanno preso di mira di nuovo via Gabriele D'Annunzio. Uno dei 3 agenti, per ragioni da chiarire, si agita, poi si accascia, è a terra. Noi siamo sul posto e lo vediamo esanime. Un medico di passaggio tenta di rianimarlo per 2 volte. Lui respira, poi arrivano i soccorsi. Adesso il vigile, ultra sessantenne, in prognosi riservata nel reparto di anestesia e rianimazione dell'ospedale Cannizzaro. Intanto siamo tornati sul posto, dove abbiamo raccolto la testimonianza di una delle persone che stava parlando con la gente. Appena ci siamo avvicinati e dicevamo, io personalmente dicevo al signore che era agitato, forse perché era stato non lo so, gli dicevo si calmi perché noi non ce l'abbiamo con voi fate solo il vostro lavoro, ma magari un po' di tolleranza. Si è accasciato a terra. Eppure qui la doppia fila è una costante. Lavoriamo con la doppia fila, cioè la città è quella che è, non ci sono posti auto, i pochi stalli è evidente che sono occupati dai residenti, quindi è inevitabile. Piuttosto non ci danno le licenze e non lavoriamo. La risposta alla mancanza di parcheggi sono le attività che chiudono. Sono qui da 15 anni, non ho mai visto via Gabriele D'Annunzio con tutte quante queste botteghe chiuse. Tutti qui si augurano che la gente sopravviva, ma si appellano all'amministrazione affinché risolva il problema dei parcheggi che in zona non bastano. Le reazioni non mancano, Catania non è una giungla, si rispettino le regole, tuona il sindaco trentino. La risposta dei catanesi è questa più o meno: più controlli, non basta fare multe per mettere le cose a posto. Tonino De Mana. Catania non è una giungla, ma la sensazione è che alcuni atteggiamenti sopra le righe derivino da un'inciviltà di fondo e da un certo malcontento, con numerosi commercianti che si sentono tartassati a fronte di altre zone definite franche. A richiamare tutti all'ordine e al rispetto delle regole è direttamente il sindaco trentino. E i catanesi devono capire che non arretreremo neanche un attimo, anche perché la quasi totalità dei catanesi è d'accordo con noi. Chi invece pensa di dover vivere nella giungla vada a vivere altrove, sicuramente non ci troverà consenzienti o complici. I commercianti lamentano una disparità di trattamento tra zone e zone, per esempio dicono a noi ci state vessando, in via Belbiscito magari un po' meno. Allora noi stiamo facendo delle attività concentriche su tutto il territorio, questa mattina sono in via Santa Sofia e in tante altre parti della città, quindi se alla fine qualcuno sbaglia paga a prescindere da dove si trovi. Più controlli e meno multe è perentoria la risposta dei catanesi. Serve più educazione sicuramente, più educazione civica e più controlli. Le multe sono una conseguenza del mancato controllo probabilmente. Non basta fare le multe per liberare Catania dalla sosta selvaggia, bisogna trovare dei posti per consentire ai cittadini di posteggiare. Né si risolve il problema mandando in giro i vigili soltanto per fare la multa. Serve per un periodo il controllo. Questo soprattutto, la multa così è passeggera. Calato il sipario sulla festa di Sant'Agata, Monsignor Renna aveva lanciato un monito agli atteggiamenti di alcuni catanesi, ma auto in doppia fila ed anarchia persistono per buona pace di una città sempre più ostaggio del vivere incivile. Il fascino del vulcano, divieti e ordinanze non frenano il flusso degli escursionisti e dei curiosi che si avventurano in quota sull'Etna per vedere da vicino l'eruzione, ignorando i pericoli. La scorsa notte numerosi sono stati gli interventi di soccorso e oggi, per fortuna, il maltempo ha fermato un po' tutti. Luca Ciliberti. Le immagini parlano da sole.
Qui siamo di sera sulla pista altomontana in territorio di Biancavilla, a quota 1900 metri circa. I curiosi si avventurano a piedi per vedere da vicino il fronte lavico che si trova a poca distanza nonostante i divieti e le ordinanze dei comuni. Le temperature sono intorno allo zero, eppure c'è chi arriva anche in minigonna e tacchi. Quella trascorsa è stata un'altra notte di interventi per i volontari del soccorso alpino, per il soccorso alpino della Guardia di Finanza e per i vigili del fuoco nell'area del rifugio Galvarina, a tutte le ore presa d'assalto da migliaia di persone che in modo inadeguato e senza competenze si avventurano tra neve e ghiaccio. Il maltempo previsto fino a giovedì frenerà gli escursionisti fai da te, ma ieri un gruppo numeroso si è disperso proprio in quell'area e un uomo di 48 anni di Gravina di Catania ha riportato una frattura del piede a causa di una caduta, mentre altri 4 hanno riportato contusioni e principi di assideramento. Massima prudenza nel rispetto delle ordinanze vigenti. Consigliamo a voi tutti di visitare questo spettacolo della natura solo ed esclusivamente con guide alpine o vulcanologiche, nel rispetto dei soccorritori che debbano intervenire in caso di richieste di soccorso. Prese d'assalto soprattutto nel fine settimana e al tramonto la strada provinciale 92 e la strada Milia, con le auto parcheggiate selvaggiamente ai lati della strada che hanno reso difficoltoso anche il transito dei mezzi di soccorso. Un allarme e un invito alla prudenza è stato lanciato sui social dall'ingegnere Salvo Cocina, direttore regionale della Protezione Civile. Ieri sera in prefettura c'è stato un lungo vertice proprio per mobilitare, ognuno per propria competenza, tutti i soggetti deputati alla sicurezza sull'Etna. Più di 50 persone sono state salvate nella notte a 40 miglia da Lampedusa dal veliero di Arci Nazionale che stava monitorando il canale di Sicilia nell'ambito del progetto Tutti gli occhi sul Mediterraneo. La nave adesso fa rotta per Lampedusa. Preoccupazione tra i lavoratori di Eni Versalis, l'azienda che ha avviato un processo di riconversione. In realtà sono migliaia i posti a rischio, a Ragusa impianti già fermi, a breve anche a Priolo. Oggi assemblea della CGIL. Francesco Aloi. Lo Stato faccia lo Stato e tuteli la struttura industriale del nostro paese, no a nuove dipendenze, no a disoccupazione. Le rassicurazioni di azienda e governo non bastano più. I lavoratori di Eni Versalis, di Priolo e Ragusa temono sempre più per il loro futuro. Migliaia i posti a rischio. Andremo fino a Roma a far sentire le nostre ragioni e la ragione di un territorio che non può sottostare a questi diktat e a queste comunicazioni nemmeno trattative. L'Eni ha detto, farà e non vuole sentire altre ragioni. Già da alcune settimane a Ragusa gli impianti sono fermi. Qui a Priolo lo stesso dovrebbe accadere tra qualche mese. Tutto questo per dire basta alla chimica di base, andando verso una riconversione green. Ma lavoratori e sindacati vogliono certezze sul futuro occupazionale, che a loro dire è molto incerto. Io ricordo sempre che nella chimica dell'Eni lavoravano 20.000 persone negli anni 80, oggi ce ne lavorano 7.500. Quindi anche tutte quelle rassicurazioni dal punto di vista occupazionale sono rassicurazioni non credibili. Stop alla produzione di etilene e propilene, quindi, per aprire a nuovi fronti. Noi pensiamo che al di là dell'operazione di riconversione, che ha una ragionevolezza dal punto di vista industriale, sia sbagliato chiudere i cracking. Perché questo, ripeto, significa dismettere una tecnologia industriale. Intanto la vicenda Versalis potrebbe essere il casus belli, la goccia che fa traboccare il vaso, in un polo petrolchimico, quello siracusano, che ad oggi non gode certo di ottima salute. Furto di cavi di rame in provincia di Palermo. I ladri hanno rubato oltre 600 metri di fili elettrici nella zona di Contrada Paternella a Terratini. 10 abitazioni sono rimaste al buio per ore, sono intervenuti i tecnici dell'Enel che hanno presentato denuncia e ripristinato la fornitura di energia elettrica. Musica, Gigi D'Alessio a Palermo per presentare una data del suo Gigi and Friends, una notte magica di musica per regalare un futuro migliore ai bambini siciliani con malattie rare. Sul palco della Favorita il 20 giugno sarà accompagnato da tanti amici e grandi artisti. Marco Gulà.
20 giugno, stadio Renzo Barbera di Palermo. Andrà in scena il concerto del noto cantautore Gigi D'Alessio, il cui ricavato sarà destinato alla costruzione di un poliambulatorio nel capoluogo siciliano dedicato alle malattie rare per i bambini del Sud Italia. Un progetto nato con la Fondazione Tommaso Dragotto, e Gigi D'Alessio, oggi in conferenza stampa, ha presentato quello che sarà un grande evento per la città siciliana. La Sicilia per me è stata la mia seconda casa, subito dopo Napoli. Sono 30 anni che il popolo siciliano mi sostiene, perché non è il problema di venire qui solo per una volta, è far durare questo rapporto che fortunatamente dura da 30 anni. Lo show vedrà D'Alessio sul palco insieme ad ospiti speciali, tra i più amati artisti e cantanti del panorama italiano, per aiutare i piccoli pazienti. Noi ci auguriamo che questo poliambulatorio resterà sempre vuoto, quindi vuol dire che nessun bambino ne avrà bisogno, ma qualora ne avesse bisogno ha una struttura qui dove rivolgersi, e senza fare queste transumanze che dal sud devono partire con le famiglie per andare a raggiungere il nord o altre città per farsi curare. Un evento benefico che è già stato cerchiato in rosso nel calendario da tutti i fans di Gigi D'Alessio e non solo. Il Barbera sarà sold out. Me lo auguro, mancano adesso 4-5 mila biglietti e quindi andremo in sold out. Diciamo che conosco il cuore dei siciliani e sicuramente sarà qualcosa di meraviglioso, uno spettacolo unico, come dicevamo prima, proprio condiviso con tanti amici. Evviva Gigi D'Alessio, breve pausa, tra poco per il calcio. In arrivo una rivoluzione in classifica in Serie C per la possibile penalizzazione del Messina. State con noi, vi aspettiamo. Eccoci al calcio. Il Messina ha pagato gli stipendi ma non ha rispettato la scadenza per gli altri oneri. Adesso il rischio è quello di una penalizzazione, mentre invece avrebbero evitato l'esclusione dal campionato in extremis la Turris e il Taranto. Francesco Triolo. Una classifica, quella del girone C di Serie C, che presto sarà riscritta. Il lunedì di paga, come prevedibile, non è passato senza conseguenze. La bomba che non ti aspetti però è scoppiata a Messina, dove sono stati pagati solo gli stipendi ai tesserati, ma non gli F24 per gli oneri previdenziali e fiscali dovuti ad INPS e Fisco. Il rischio è una penalizzazione che condizionerebbe fortemente la corsa salvezza, sottraendo all'attuale classifica dei giallorossi dai 2 ai 6 punti e allargando la forbice con la Casertana. Una situazione che ha gelato la piazza, rianimata da una campagna acquisti importante per puntare all'obiettivo permanenza, e ora tornata titubante sul futuro del club. All'appello mancherebbero circa 130.000 euro. Questa mattina alla ripresa, lungo faccia a faccia della squadra con il presidente Alaimo prima dell'allenamento, ma nessuna dichiarazione da parte del presidente, tutto rinviato ad una futura comunicazione ufficiale. Avrebbero comunque evitato la radiazione sia il Taranto che la Turris. Quella dei campani era sembrata ieri sera la situazione più complicata, ma il club avrebbe trovato i soldi per il pagamento di 2 mensilità, sbloccando i conti correnti del club proprio in extremis. Sicuramente incorrerà in una ulteriore penalizzazione, così come il Taranto, che ha saldato stipendi e contributi di settembre od ottobre, ma non quelli del trimestre novembre, dicembre e gennaio. Una situazione che porterà ad una nuova penalizzazione in classifica da scontare nella prossima stagione in Serie D. Catania nel limbo, i risultati altalenanti non esaltano la tifoseria, si chiede un cambio di passo per centrare l'obiettivo minimo dei play-off. Torino De Mana. Dentro ai play-off, allo stato attuale, ma non è un Catania che esalta, anche perché il credito e l'idillio con la tifoseria è finito da un pezzo. Il deludente pareggio casalingo con la Casertana e la conseguente contestazione del pubblico al Massimino a fine gara dimostrano che il rapporto tra squadra, dirigenza e lo zoccolo duro del tifo organizzato è incrinato dai risultati che certamente non erano quelli auspicati all'inizio del campionato. Allo stato attuale, la squadra di Mimmo Toscano vivacchia all'8° posto in classifica, score 10 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte, con un gap dalla prima in classifica, l'audace Cerignola, che è di ben 15 punti. Troppi. Svanito il primo posto, ora non resta che concentrarsi sui play-off, ma per restare tra i primi 10 serve un cambio di passo e soprattutto serve una continuità di risultati. Il blitz di Monopoli è stato vanificato dall'1-1 contro la Casertana e da una prestazione deludente che ha fatto storcere il naso a tutti. In tribuna il patron Pelligra, in compagnia del fratello Paul, non avrà certo gradito. Ha sentito anche lui i fischi e sicuramente ci sarà rimasto male.
Ma c'è ancora tempo per tramutare i fischi in applausi, basta una sola parola: vittoria. Noi ci fermiamo qui, l'appuntamento è per le 20, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.